Buona serata a tutti dall'ippodromo di Cesena. Cominciamo la serata col premio Gesim, è una condizionata per femmine di 2 anni, sono in 7 al via. Ricordiamo che hanno cominciato dal 1° luglio a correre i cavalli di 2 anni, quelli che iniziano con la lettera E. Qui sono 7 femmine e l'unica che ha già corso è il 4 di Elalinda, mentre tutte le altre sono al debutto. 1 Estelle Dark, Natale Cintura, 2 Access Club, Maurizio Cheli, 3 Eleomeda Jet, Salvatore Cintura Junior, 4 Elalinda, Antonio Di Nardo, 5 MP Phil, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 6 Eroica BF, Salvatore Valentino, 7 Elusive Ferm, Andrea Farolfi. Tutti a rete le femmine. Parte un po' discosta col 6 Eroica BF che rinuncia al lancio. Parte piano anche MP Phil. Stacco della macchina, veloci i primi 3, Stell Dark, Access Club e Eleomeda Jet. Curva con Access Club che scende alla corda, ma c'è l'errore dell'allievo di Maurizio Cheli. Rompe anche Eleomeda Jet e quindi intanto numero 3 Eleomeda Jet squalificato. Si è rimesso il 2 ed è al comando davanti a Estelle Dark. Poi vediamo Elalinda in terza posizione. Tanto si è formato un sestetto compatto con i 400 metri che va in via in 31,7. Ritmo ora blando da parte di Access Club che ha rimediato una rottura sulla prima curva. In seconda posizione si mantiene Estelle Dark con Natale Cintura, intanto 600 metri che vanno via in 48 appena abbondanti. Terza posizione per Elalinda, poi leggermente più discosto il 5 di MP Phil a precedere Elusive Ferm. Completamento del primo giro da parte della figlia di Dijon in 1, 3 e 4 cavalli sulla penultima curva. Accenna a spostare all'esterno Estelle Dark in anticipo su Elalinda, poi ancora MP Phil. Siamo a completamento del chilometro, passato in 1,19,3, retta di là, sempre in vantaggio Access Club, poi Estelle Dark nella sua scia a precedere Elalinda. Scaramucce, mezze ruote, ma nessuno viene via in maniera decisa. Retta di là, passata in 15,2. Siamo sull'ultima curva, sempre in vantaggio Access Club a precedere Estelle Dark, poi Elalinda in terza posizione. Cavalli a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,7, ritmo ora un po' blando, retta d'arrivo con Access Club in vantaggio. Attaccato da Estelle Dark che esce dalla sua scia, poi di dentro Elalinda, ultimi 50 metri, Elalinda si getta di dentro ed è Elalinda che viene a vincere su Access Club. Estelle Dark e al quarto MP Phil. 1,18,1 la media al chilometro per Elalinda, l'unica che aveva già corso, aveva colto un buon secondo posto al debutto e stasera ha colto un successo pieno con Antonio Di Nardo. Il training è quello di Lamberto Barbieri per il signor Raffaele Cantelli. Bella vittoria per questa figlia di Royal Blessed in Open Stretch su Access Club e Estelle Dark.